Nessuna piazza sarebbe stata abbastanza grande per questi ballerini da record, neanche lo sterrato del Golgo di Baunei. Eppure tante persone hanno affrontato chilometri per formare insieme su Balludundu, Blusman e Sumundu e segnare il nuovo record mondiale. Sono un amante di Andrea Parodi e insomma questa cosa del Ballatondo mi piace molto, l'idea di questo festival, insomma di stare insieme. Qui c'è l'essenza dell'amore secondo me, proprio si sente l'unione. Il Guinness è stato battuto anche in omaggio a Andrea Parodi, che aveva il sogno di unire tutti i sardi attorno a un ballo. Allora, il significato su Balludundu, Blusman e Sumundu è quello di far capire a tutti quanti che i sardi sono ancora vivi e soprattutto sono uniti. Dunque, per rendere onore e omaggio alla Sardegna, tutti i sardi da tutte le parti della Sardegna uniti qui a Baunei, primo per dedicare un qualcosa a un ubalente sardo che era Andrea Parodi, che ci ha insegnato ad amare la nostra terra e soprattutto a lottare fino alla fine in tutto quello che crediamo. E qui tutte le persone che sono venute con passione e con amore per la propria terra e per il proprio popolo. I protagonisti del record hanno danzato per mezz'ora attorno al menhir del Golgo. Erano in tutto 262 impegnati nell'impresa. Ora i verbali del notaio partiranno per il Guinness World. Allora, alle 11 partecipanti erano 262. Record superato. Record superato, sì, confermo.